Ciao a tutti, eccoci alla partita della settimana. Insomma, qualche giorno fa, senza neanche me ne sto rendendo conto adesso, vi ho parlato delle due mancate qualificazioni della Francia ai mondiali nel 90 e nel 94. Facciamo un salto temporale, diamo un po' di continuità anche a quel video, perché oggi vi parlo invece del mondiale a cui la Francia ha partecipato per forza, perché lo ospitava lei. Francia 98, perché il 12 luglio del 1998 ci fu la grande finale, la parata mondiale, come titola l'inserto del Guerin Sportivo, la finale tra Francia e Brasile allo stadio Saint-Denis, 3-0 per la Francia, con la famosa doppietta di testa di Zidane e il gol di Petit nel finale, 3-0 finale. Devo dire che questa finale, al di là di come sia andata, al di là di quello che poi effettivamente successe in campo e che diede il primo storico titolo mondiale ai francesi, che batterono il Brasile, che era favoritissimo, forse proprio in tutta la rassegna. Io credo che sia stata davvero l'inizio della fine del calcio, non di un certo tipo di calcio, e l'inizio, o forse il momento in cui tutti abbiamo capito che il fattore economico stava prendendo piede, si stava mangiando il fattore sportivo, perché quello che successe a Ronaldo il fenomeno, prima di quella partita, il pomeriggio, quello che è stato raccontato poi da Roberto Carlos, dagli altri giocatori del Brasile nella stanza d'albergo, insomma le convulsioni di Ronaldo e le pressioni degli sponsor per mandarlo in campo a forza, perché non si poteva giocare la finale dei mondiali senza il giocatore più rappresentativo del mondo. In quel momento non era possibile, e io credo che lì abbiamo iniziato veramente a toccare il fondo. Poi non ci sarà mai un vero e proprio fondo, si raschierà fino alla fine, fino a quando noi appassionati non faremo implodere questa baracca. Ma davvero far giocare un giocatore in quelle condizioni, le immagini di Ronaldo che scendeva le scalette dell'aereo appoggiandosi e barcollando, come può capitare a noi la notte di Capodanno, quando torniamo sbronzi da una festa di Capodanno, sembrava più o meno barcollare nello stesso modo. Ma insomma lì stiamo parlando di una cosa veramente seria. Ronaldo sarebbe dovuto essere riguardato da medici, tenuto sotto controllo e non certo spedito in campo nella finale dei mondiali. Giocherà una partita peraltro orribile, al contrario di quanto invece aveva fatto bene nelle precedenti partite e nella stagione appena terminata con l'Inter, in cui aveva segnato tantissimo, in cui era stato decisivo nella finale di Coppa UEFA con la Lazio, e nelle stagioni precedenti anche con il Barcellona. Ronaldo quella partita non avrebbe dovuto giocarla, gliel'hanno fatta giocare praticamente a forza, pieno di medicinali, di tranquillanti e quant'altro. La partita si incanala subito a favore della Francia con i 2 gol di Zidane. Il Brasile è probabilmente anche inconsciamente e mentalmente scosso da tutto quello che era successo nel pomeriggio. Forse a tutto pensavano i brasiliani tranne che a quella finale. In più ci si mette anche l'effetto del pubblico che spinge i beniamini di casa, che non possono a quel punto più perdere la finale. Il secondo tempo abbastanza noioso, pure col gol di Petit nel finale. La Francia vince 3-0 contro il favorito Brasile e si porta a casa i mondiali. Vi faccio vedere qualche immagine. Qui c'è il commissario tecnico della Francia, Aimé Jacquet, che viene portato in trionfo giustamente dai giocatori, mentre ha in mano la Coppa del Mondo, proprio la pesante Coppa tutta d'oro che vale i mondiali. E qui c'è anche qualche immagine della partita. Qui si abbracciano Zidane e Djorkaeff, 2 protagonisti della Serie A, e guardate qui anche l'arco di trionfo completamente pieno di gente che festeggia ovviamente la vittoria dei mondiali. Tra l'altro la Francia veniva, appunto, come vi ho detto, da 2 mancate partecipazioni, per cui già c'era fame e voglia di rivedere la Francia ai mondiali, per di più in casa, insomma. E qui è il momento della festa, e i giocatori francesi che vengono premiati col pubblico in delirio, e la vittoria della Francia
ai mondiali casalinghi del 1998. Questa è la partita della settimana, Francia 3, Brasile 0, insomma non me ne vogliano i tifosi francesi, non me ne vogliano nemmeno gli sponsor vari, però onestamente io credo che quel giorno si sia rasentato il ridicolo e anche la pericolosità davvero di mettere a repentaglio la salute di un atleta giusto per spedirlo in campo, perché ovviamente la finale dei mondiali senza Ronaldo non si poteva giocare, invece è stato meglio giocarla con un giocatore barcollante in campo che rischiava di sentirsi male come si era sentito male il pomeriggio. E purtroppo il problema è che io temo che questo possa riaccadere anche adesso, ma del resto se voi state guardando questa diciamo queste partite del mondiale per club, state vedendo quello che succede sia a livello climatico che le lamentele di alcuni allenatori, di Maresca che dice non si può giocare, però figli miei siete voi che accettate. Se tutte le squadre invece di rimpinzarsi di quattrini e intascarseli giustamente vi rifiutaste di giocare, dire signori si gioca troppo, non partecipiamo, tanto è una competizione inutile, di soldi ce ne abbiamo abbastanza, forse eviterebbero di organizzarle, per cui chi è causa del suo mal pianga se stesso.